Cari amici della Via dei Presepi, buon Natale a tutti, buone festività, siamo all'ultimo giorno dell'anno e come vi abbiamo sempre promesso c'è anche una novità anche oggi. Siamo infatti a Treviso, siamo al Museo Etnografico Provinciale Casa Piovane, siamo insieme a Ivano Camarin che è il capogruppo del gruppo folcloristico trevigiano e siamo all'interno di questa bellissima mostra. Ivano, buon anno a te. Grazie altrettanto a voi e a tutti i telespettatori. E adesso accompagnaci in questo tour virtuale attraverso volentieri, molto volentieri. Sarà un percorso molto bello di manufatti di eccellenza e qualità provenienti da tantissime regioni. Il più lontano, per esempio, arriva da Foggia, abbiamo la Lombardia, il Trentino, insomma tante regioni che ci hanno onorato per far sì che questa mostra sia una mostra veramente eccellente. Quanti presepi sono presenti in questa bellissima? Oltre un centinaio di presepi. Ivano, guardavamo prima assieme passeggiando, tu me lo potrai confermare, in questi anni la qualità si è molto alzata. Sì, assolutamente sì, il nostro museo non è grandissimo, quindi da più di qualche anno abbiamo pensato di puntare alla qualità, quindi grazie veramente a chi ci ha prestato questi manufatti, perché rende veramente la mostra molto bella e piacevole. È stato veramente un percorso che iniziato da novembre, abbiamo fatto oltre 1800 km per recuperare i manufatti. Assolutamente ringrazio i miei ragazzi, ringrazio l'ufficio cultura della provincia di Treviso che come sempre collabora nell'allestimento di questa mostra. Ivano, intanto ti ringraziamo dell'accoglienza che ci hai dato anche oggi, è l'ultimo dell'anno, quindi fra poco sì. Anche Ivano andrà a prepararsi per festeggiare l'ultimo dell'anno e l'arrivo del 2026, ma a lui lasciamo le ultime due parole per invitare tutti voi a venire qui a Treviso, vi dirà dove e in che orari. Sì, allora vi invito a visitare la mostra che è dal giovedì alla domenica, orari 9:30, mezzogiorno e mezzo e 15, 18:30, disponibili per visite, su prenotazioni. Cosa posso dirvi? Devo ringraziare Luigi Mello per questa bella sorpresa. Auguri a tutti, buone feste e buon anno! Ci uniamo anche noi agli auguri di Ivano, vi auguriamo buone feste e un buon fine, un miglior inizio, ricordandovi che il miglior modo per ringraziare tutti i volontari che allestiscono questi bellissimi presepi è andarne a visitare sempre di più, perché uno dei pochi modi per dire grazie è, oltre a lasciare naturalmente l'obolo nella cassetta, anche quello di essere presenti fisicamente, perché il vostro sorriso, il sorriso dei vostri bimbi è per loro benzina che aiuta a creare queste bellissime opere d'arte, queste bellissime mostre. Quindi tutti voi vi aspettiamo e sono convinto andrete a visitarne sempre di più e noi vi auguriamo buone feste e buon Natale.